Bene, eccoci ancora una volta insieme. Con noi oggi c'è Mauro Beckerle, che è il presidente dei bus operator aderenti a Confartigianato del Veneto. I bus operator sono i noleggiatori di pullman, innanzitutto. Allora, con lui parliamo di ZTL, queste aree che servono a delimitare spesso il centro urbano, ma che a Venezia sono diventate, almeno secondo voi, un balzello ingiustificato. E avete fornito anche alcuni dati. Insomma, la ZTL di Venezia, e parliamo ZTL di Venezia centro storico, cioè parliamo tutto il comune di Venezia, perché già Mestre, fuori dalla tangenziale siamo già in ZTL. Ah, ok, allora la ZTL del comune di Venezia, che comprende però sia la terraferma che l'accesso al centro storico. E Lido. Ecco, in 10 anni ha portato al comune 100 milioni di euro. Va ricordato che l'onere per la ZTL di Venezia è il più caro d'Italia, si va dai 280 ai 340 euro al giorno. Faccio un esempio, insomma, sulla falsariga di Venezia c'è solamente Firenze, che va dai 180 a 270, ma ad esempio a Milano si pagano 10 euro di ZTL, più 3 euro all'ora, suppongo, per il parcheggio. Insomma, poi nelle altre città d'Italia le tariffe sono notevolmente più basse, con l'eccezione di Amalfi, perché devo dire si paga dagli 80 ai 120 euro al giorno, insomma, considerando Amalfi. C'è un'altra questione lì, insomma, sì. C'è un'altra, anche perché solo per 2 ore, quindi devo dire sì. sono abbastanza carucci. Voi di questo ovviamente vi lamentate da tempo, anche perché va sottolineato che al di là dell'onere o del balzello c'è oggettivamente una iniquità, perché a pagare sono solamente i turisti che arrivano con l'autobus, mentre quelli che arrivano in automobile, in treno o in nave nulla hanno a che fare con la ZTL. Non solo, ma c'è anche da sottolineare che a Venezia è stata introdotta la tassa di soggiorno, che dovrebbe andare a lenire quegli oneri che sono sostanzialmente la pulizia della città, che dovrebbero essere aiutati anche dalla ZTL. In pratica, voglio dire, un turista rischia di pagare 2 volte per lo stesso servizio. Mi pare di capire un po' questo, giusto? Sì. È corretto? Corretto. Diciamo che dal punto di vista generale, se vogliamo fare un ragionamento politico, nel senso che concettuale anche se vogliamo, le ZTL che avevano forse dico io, nel codice della strada una previsione che poteva riguardare l'impatto ambientale, l'inquinamento e la disciplina di problemi contingenti. Vuol dire zone a traffico limitato, ZTL. Sì, dove c'erano effettivamente, ecco il discorso di Amalfi. Sì. Amalfi io credo che è un posto in cui ha ragione di esistere, perché c'è un parcheggio dove ci stanno 10 autobus e nient'altro. Il più vicino poi è a 1 ora e mezza di strada o a est o a ovest, quindi lì la situazione è così e non ci può essere diversamente. In altri casi diventano solo forme per fare cassa, occulte, forme occulte per fare casse con giustificazioni le più strane, perché poi a Venezia voglio capire cosa inquina un autobus che in 5 minuti fa il ponte della libertà e poi se ne torna fuori, si spegne e buonanotte, 10 minuti. Quindi neanche da quel punto di vista lì direi che le giustificazioni sono esclusivamente di furto legalizzato. Ecco, con le autorità comunali voi vi siete incontrati? Allora diciamo che hanno fatto un primo incontro in cui le categorie del trasporto manco sono state invitate, stranamente direi, visto che siamo i primi operatori, sono stati invitati i tour operator che comunque rappresentano una grande fetta del movimento passeggeri su Venezia, ma noi no. Abbiamo però avuto dietro proteste eccetera un incontro la settimana scorsa con il dirigente della mobilità del comune, dove pure abbiamo fatto dei ragionamenti, ma chiaro che il tecnico non fa ragionamenti di tipo politico, non può solo aggiustare. Certo. Ecco, abbiamo preso degli accordi, però ha un po' aggiustato la questione che riguardava una frangia di questi autobus motorizzati meno di Euro 5, che sarebbero stati penalizzati troppo a nostro avviso, anche perché avevano fatto delle modifiche, peraltro ammesse dalla motorizzazione, adottando dei filtri antiparticolato che quindi portavano la classificazione Euro 2, Euro 3, Euro 4 ad Euro 5 e loro non li consideravano validi. Adesso diciamo sono quelli che potevano attraversare, vedo, il Frejus o il Monte Bianco, esattamente, ma non potevano arrivare a Venezia. Che sono riconosciuti dalla Svizzera,
fantomatica svizzera, no? Che sull'inquinamento poi si sa come la pensano, riconosciuti da Svizzera, non riconosciuti da Venezia. Lì abbiamo raggiunto un accordo che ha spostato un po' le cifre, senza cambiare gli introiti per loro, peraltro, aumentare gli euro zero e diminuire con una fascia intermedia. Perché uno paga anche in base all'inquinamento che crea, o si suppone che Teoricamente è così, però nella realtà abbiamo visto che non c'è giustificazione appunto dal punto di vista dell'impatto. Ecco, mi scusi, ma siccome la questione non è nuova, No. dal punto di vista della norma, cioè immagino che voi forse abbiate fatto anche dei ricorsi, che so io, al TAR piuttosto che... Sì, il ricorso... Cioè, perché mi pare che ci sia comunque una questione di iniquità. Certamente. Allora noi abbiamo Perché già... chi arriva in autobus paga e chi arriva in treno Noi no? insieme con altre associazioni abbiamo già ricorso contro Firenze e adesso, siccome c'è sempre questione dei tempi, no, abbiamo una delibera recente del Comune di Venezia che ci consentirà di impugnarla proprio sulle motivazioni stesse dell'istituzione della ZTL e della tassa connessa all'accesso. E vediamo come andrà a finire, insomma, perché comunque la normativa del codice della strada prevede le ZTL, come si diceva prima, ma è anche vero che la tassa soggiorno avrebbe almeno nell'indirizzo, però gli indirizzi sono sempre cose che uno può tenerne conto anche meno, nell'indirizzo diceva che la tassa soggiorno avrebbe dovuto inibire l'istituzione di altri balzelli, invece in questo caso non è stato. Ma poi è curioso. Poi gli importi, soprattutto qui la questione anche. Lei parla del codice della strada, sì. Ma allora il codice della strada dovrebbe interessare gli autobus ma anche le automobili. Esattamente, sì. Esatto. Chi arriva in auto non paga nulla. Ci sono due aspetti discriminanti, diciamo, che poi vanno anche ad interferire sulla concorrenza più o meno come dire, corretta. No, un momento, pagano gli autobus ma non pagano gli altri. Nel senso, chi arriva a Venezia con l'autobus si paga il suo balzello. Chi arriva con il treno, con la nave, non paga niente, quindi si era parlato qualche anno fa di istituire un pass legato alla persona, poi non so come facevano a farli pagare, però vabbè, questo sarebbe stato almeno equo. Tutti quelli che arrivavano pagavano. In questi così, solo quelli del pullman, che normalmente nella gran parte dei casi sono le fasce più deboli della popolazione, oltretutto, quindi fra l'altro fa specie che amministrazioni di sinistra, che dovrebbero essere più attente al sociale, sono quelle che più se ne fregano, perché se guardiamo l'elenco delle ZTL, tranne la lungimirante Verona leghista, diciamo, tutte le altre sono di sinistra. Lei lo dice perché l'ha messa Verona. Verona l'ha messa, fra l'altro l'unica amministrazione di centrodestra che ha messo una tassa di questo genere. Mi pare che le altre più o meno, almeno Firenze, Venezia, Roma, le grandi... No, ma devo dire che adesso, al di là del mettersi a fare la cernita di chi è sinistra e centrodestra, però... Voi avete fornito delle fasce più deboli, quindi torniamo al discorso. Un elenco, a parte Firenze, che anche lei ha una buona... Sì, chiaro. Anche Cavallino Treporti, devo dire. Venezia, siamo sempre nella zona di Venezia, perché Cavallino si trovava... È un altro comune. No, ma si trovava ad assorbire tutti quelli che per evitare Venezia andavano dall'altra parte e quindi si sono visti fregati. Cosa hanno detto? Beh, insomma, siamo mica meno furbi di Venezia, noi siamo più... Che hanno messo 150 euro. Bravi per frenare l'accesso indiscriminato. Ma poi la storia di Malcontenta. 2 passi da Venezia, no, si va a vedere la villa, davanti alla villa e Venezia non paga perché si paga, dietro è Mira e non si paga. Cioè anche lì, vabbè, comunque, no, ma dicevamo prima la discriminazione delle fasce più deboli, questa è sicuramente una cosa assolutamente ingiustificata. Poi c'è anche da dire che all'interno degli stessi autobus c'è un'ulteriore discriminazione, perché l'autobus da 50 posti paga un fisso di 340, addirittura 300. A prescindere dalle persone che ci sono. A prescindere dalle persone, sono 20 persone, si devono colare 25 euro a testa, se sono 50 ma ne pagano 10. E non è che sporcano di più, ovviamente. No, anche questa è una roba assurda. Io ho segnalato al dirigente, dico, mettiamo dei correttivi legati alle persone a bordo, con una fascia di 5 in 5, magari se non vogliamo stare lì a contare le galline dentro nel pollaio. Non lo so se la prenderanno in considerazione, perché mettersi a lavorare seriamente è sempre difficile, è più facile mettere la tassa a incassare e chiuso. Abbiamo parlato del pullman come mezzo di trasporto per le fasce meno abbienti. Sì, a parte il turismo straniero, diciamo che vabbè. Ma era per chiederle, la crisi sta cambiando la fruizione del pullman? Decisamente. Ecco, qui si avrebbe un altro discorso di tipo politico o generale, se vogliamo, di politica turistica in Italia, che purtroppo sappiamo non siamo mai riusciti ad essere il primo paese turistico del mondo, nonostante che abbiamo tutto quello che gli altri messi insieme non hanno. Ciò nonostante siamo battuti dalla Francia, dagli Stati Uniti. La Francia è la prima nel mondo che tutto sommato, però tu vai in Francia, non c'è una città, che abbia una tassa. Vai in Germania, non c'è una città che abbia una tassa. Vai in Austria, non c'è una città che abbia una tassa. Quindi voglio dire... Adesso per correttezza va anche detto che per esempio i servizi pubblici costano di più, le entrate ai musei sono più care che in Italia. Siamo più efficienti, d'accordo. Vai a Londra non paghi neanche gli ingressi.
ti fai un abbonamento Dipende settimanale, un abbonamento settimanale che ti costa 50 euro, vai ovunque, funzionano. A una metropolitana sono pensato io ad accompagnare un gruppo. Anche a Venezia, onestamente. Ogni 2-3 minuti. Ci sono gli abbonamenti ai servizi pubblici. Sì, vabbè, insomma. Poi... Comunque, voglio dire, il discorso che dicevamo della politica generale di favorire il turismo in momenti di crisi, invece in questo modo si cerca di affossarlo, specialmente le fasce più deboli. Addirittura io ho fatto rilevare al dirigente, che comunque non è un politico che prende decisioni, ma spero che la voce passi al politico, colpire perfino le gite scolastiche a me sembra assolutamente sbagliato. Investiamo sui giovani, investiamo sul futuro, investiamo sulla cultura, già che è una merce rara, dico, almeno agevoliamo le scuole. È vero, pagano solo 110, solo, virgolette, 110 euro, ma una gita che parte da Padova arriva a Venezia, perché insomma almeno i nostri veneti facciamogli conoscere Venezia, no? Già è caro per altri motivi, perché se si viene con la famiglia, il battello, il pranzo, almeno incentiviamo le scuole. Ecco, ho un minuto, ma è una curiosità, siccome siamo in Italia e devo dire, fatta la legge, trovato un inganno, quali sono le controindicazioni di questa ZTL dal vostro punto di vista? Voglio dire, lei prima mi raccontava che a questo punto si parcheggiano i pullman fuori sì, anche questo e poi si va con i mezzi navetta. Innanzitutto c'è un calo, ma questo magari a Venezia fa comodo perché sono in troppi quelli che ci vanno. Noi abbiamo un calo comunque generalizzato di lavoro su Venezia, stranieri compresi. E la questione, dicevamo? No, le chiedevo quali erano le contromisure che avete preso, che poi alla fine però diventa poi un boomerang. Il mercato si adatta, quindi vogliamo dire che dal punto di vista dell'inquinamento cosa succede? Anziché un mezzo arrivano 3-4 pulmini da 9 posti che caricano a Mira, Dole, eccetera, e si scambiano con il pullman, vanno dentro, quindi hanno il vantaggio, non pagano, in più arrivano a Piazzale Roma direttamente, perché se non noleggio con conducente sono con un taxi e sono più comodi arrivare a Piazzale Roma anziché andare al Tronchetto. Quindi inquinamento maggiore, traffico loro non maggiore. Pagano la ZTL? No, non pagano perché le vetture non pagano. Oltre i 9 posti è un autobus, prima no. Grazie a Mauro Beckerle, che ricordiamo essere il presidente dei bus operator di Confartigianato Veneto. Il problema che ha sottolineato e che non è nuovo, comunque oggettivamente merita di essere risolto. Si espande fra l'altro. Anche perché adesso con l'istituzione della tassa di soggiorno c'è qualcuno che evidentemente paga anche 2 volte. Certamente. Grazie, a voi alla prossima. Grazie a voi.